Provo una particolare emozione e non so se il mio è il pregiudizio di chi conosce i luoghi, ma sono convinta di aver visto un grande film che fa onore al nostro paese e alla mia regione ed è la giusta fotografia di quello che si può fare quando le risorse vengono utilizzate bene. Ha applaudito e riso come tutto il folto pubblico in sala la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, prima di sancire con queste parole il suo apprezzamento per Zoran, il mio nipote scemo, di Matteo Leotto, unico film italiano in concorso alla Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia. Serracchiani, che era accompagnata dall'assessore regionale alle finanze Francesco Peroni, ha quindi partecipato all'incontro con la stampa assieme all'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti e a Nicola Borrelli, direttore generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, il quale ha dichiarato che il film potrà venire usato in futuro come esempio di produzione che valorizza l'intero territorio. Costato in tutto circa 1,4 milioni di euro, il film è frutto di 5 anni di impegno e, come ha detto la Presidente, potrebbe essere un'opportunità straordinaria di promozione dei nostri territori attraverso arte e cultura, due settori in cui il Friuli Venezia Giulia è fortemente presente. Non partiamo da zero, ha ricordato Serracchiani, abbiamo basi culturali internazionali tanto forti da sentirci pienamente europei ed intendiamo procedere su questa strada. La Presidente ha quindi sottolineato l'importanza di investire in cultura. Se pensate che la cultura costi, pensate a quanto costa l'ignoranza, ha detto, evidenziando anche la necessità di trasformare in uno dei pilastri a sostegno del settore i fondi UE da distribuire in base alla programmazione 2014-2020. Prodotto dalla goriziana Transmedia in coproduzione con la slovena Stara Gara, Zoran, il mio nipote scemo, è la prima pellicola del Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto il supporto dal fondo costituito dal Consiglio d'Europa nel 1989 allo scopo di promuovere l'industria cinematografica europea ed è sostenuto da FVG Film Commission, Fondo Audiovisivo FVG, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Slovenski Filmski Center, Viva Film e RTV Slovenia. Proiettata oggi per la prima volta al Lido di Venezia alla presenza del regista, degli attori e di quanti sono stati coinvolti nella produzione, la pellicola sarà nelle sale dal prossimo 10 novembre ed è stato confermato l'impegno per una distribuzione di livello internazionale.